Buon pomeriggio a tutte e tutti. Siamo sempre online con i nostri seminari di CLIP, conversazioni di lavoro e impiego pubblico, che quest'anno abbiamo dedicato al trattamento economico. Siamo oggi ospiti dell'Ateneo Bolognese. Cedo la parola a un bolognese, pur a Milano, il professor Boscati, che ci presenta il seminario di oggi. Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a tutti. Dopo l'ipotesi blended di Parma, torniamo integralmente a distanza a Bologna, trattiamo un tema con grande appeal, cioè il tema trattamento economico e responsabilità erariale, soprattutto per chi fa l'avvocato è un tema di indubbio interesse, che per chi gestisce ugualmente di interesse, perché la paura sempre del potenziale danno erariale in ogni azione. Io semplicemente ringrazio gli amici bolognesi, in senso lato, strutturati a Bologna, sotto il collega Mainardi, il professore Casale, e Torino, il professor Cangemi, Cagliari, il professor Mastinu. Il chair del pomeriggio è il professore Casale, al quale, come dire, lascio l'introduzione della tematica, la presentazione un po', dire, più approfondita degli ospiti rispetto a quella che ho fatto io, e anche indicazione dei temi. Poi, come sempre, cioè alla fine mi riserverò qualche minuto giusto per dare un senso alla mia presenza. Eccoci. Grazie Davide, a te la parola. Buonasera. Buonasera, dicevo anche da parte mia, non rubo più di un minuto per innanzitutto ringraziare le anime ispiratrici di questa serie, di questa iniziativa di crescente, ancora più grande successo, sia sul piano della diretta streaming, sia sul piano editoriale, questa serie Clip che su Bologna era originariamente incardinata sul Dipartimento di Scienze Giuridiche, che quest'anno vede allargarsi anche al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia. Anzi, questo può essere uno spunto forse per allargare in prospettiva magari gli anni prossimi lo sguardo anche a colleghi delle materie vicine alla nostra, ma non esattamente di taglio strettamente giuridico, che potrebbero dare certamente un loro apporto. Comunque, restando sul piano tecnico, e anzi oggi tanto più su questo tema di tecnica sentiremo parlare, vengo subito a introdurre i temi, ossia nell'ordine il professor Mainardi, dicevamo, di Bologna, il professor Cangemi di Torino e il professor Mastinu, i quali ci parleranno di questo tema di sempre grande attualità giurisprudenziale, non solo, avremo modo di sentire, che li impegna non da oggi, perché sappiamo che su questi temi gli interventi dei nostri relatori di oggi sono stati prulimi in anni recenti, peraltro anche nella rivista Lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, alle quali è sempre un piacere per me fare buona pubblicità, diretta, codiretta da uno dei relatori di oggi, peraltro, e quindi la densità dei temi e la ricchezza degli spunti che ci potranno offrire i relatori induce me a non rubare altro tempo, ossia introdurre il professor Mainardi, che tratterà di trattamento economico accessorio, fondi e contrattazione integrativa, profili di intervento unilaterale alle amministrazioni in materia di trattamenti accessori. Lascio la parola. Bene, anch'io ringrazio per l'invito e per l'iniziativa i tre manifestini che sono alle spalle della professoressa Zilli sono la più chiara conferma del successo di questa iniziativa, che ho sempre ritenuto molto importante, oggi ancora di più, perché è oltremodo dimostrato che questa iniziativa poi porta a compendiare in scritti molto aggiornati e molto utili, seppure di carattere monografico sui temi che andiamo a trattare anno per anno, contributi che possono sicuramente costituire un punto di riferimento attuale e aggiornato sulle varie questioni della riforma del lavoro pubblico. E siccome immagino che già appena chiudiamo il microfono la professoressa Zilli ci scriva dandoci termine appunto per produrre il testo scritto del nostro intervento, avevo già cominciato a pensare al titolo,
E il titolo fa un po' male al diritto del lavoro, perché l'idea è quella di concentrarmi sulle origini del danno erariale da contrattazione collettiva integrativa, in particolare in materia di trattamenti economici. Cioè oggi ci concentriamo su un aspetto del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che è un aspetto patologico, ma che evidentemente non può essere osservato con lo zoom, ci vuole un grandangolo che consideri attori, oggetti, procedure di un sistema che evidentemente è costruito per contribuire ad uno degli aspetti fondamentali di qualunque rapporto di lavoro, il trattamento economico appunto, ma che involge una serie di strumenti che costituiscono a loro volta fattore dinamico ma allo stesso tempo critico della riforma del lavoro alle pubbliche amministrazioni. E io credo che il grandangolo serva perché innanzitutto parliamo di investimento di risorse pubbliche, cosa che ovviamente differenzia questa situazione dal datore di lavoro dell'impresa privata. Un investimento di risorse pubbliche su un profilo estremamente importante del rapporto di lavoro, il trattamento economico. Credo che la rappresentazione più importante della rilevanza del trattamento economico, così come governato dalla legge, ma soprattutto dalla contrattazione collettiva, resti nelle parole della Corte Costituzionale, che quando con la sentenza 178 del 2015 ha contribuito a traghettare il sistema fuori dal blocco determinato, dal blocco della contrattazione determinato dal decreto legge 78/2010, rileva come il trattamento economico dei dipendenti pubblici realizzi i principi dell'articolo 36 della Costituzione e il principio di parità di trattamento, ma contribuisca anche in maniera fondamentale ai temi dell'incentivazione, della produttività e quindi alla migliore efficienza delle pubbliche amministrazioni, considerando quindi elementi di appartenenza sicuramente datoriali. Il secondo aspetto per cui il tema è ampio e delicato è quello del contenimento della spesa. Ricordo a tutti che la riforma del pubblico impiego è nata dall'esigenza di contenimento e di razionalizzazione della spesa per il personale. Nel 1992-93, con la legge 421, si immagina appunto di intervenire sì per passare al lavoro privato, alle regole del codice civile, delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato dell'impresa, alla contrattazione collettiva, ma sullo sfondo c'è questa fondamentale esigenza di contenimento della spesa, che evidentemente giustifica un sistema in cui la decisione politico-istituzionale è quella di consegnare alla contrattazione collettiva la responsabilità di definire e soprattutto di distribuire i trattamenti economici, ma con un ruolo importante, a volte preponderante, è dipeso un po' dalle stagioni, della legge o comunque della fonte unilaterale nella materia del trattamento economico, non solo nella formula del controllo, di cui ci parlerà il professor Gangemi, cioè delle previsioni già del decreto 165 del 2001 che appunto istituiscono controlli sulla contrattazione collettiva nazionale, ma poi evidentemente sulla contrattazione collettiva integrativa, proprio al fine di prevenire fenomeni di utilizzo non corretto, squilibrato, non sostenibile delle risorse pubbliche nell'ambito dei trattamenti economici. Chiaro che non è possibile fornire un elenco dettagliato e compreso di tutte le disposizioni di legge che in questi anni si sono occupate di contenere la spesa del personale con interventi eteronomi, però possiamo ricordare l'ultimo episodio normativo, meglio la parabola dell'ultimo episodio normativo, l'articolo 23 del decreto legislativo 75/2017, quindi una norma già
incardinata nella riforma Madia, nella quarta riforma del lavoro pubblico, la quale, come sapete, ha introdotto sotto la voce salario accessorio e sperimentazione un momento di attenzione, ma allo stesso tempo di contenimento dello strumento della contrattazione collettiva integrativa, che già appariva lo strumento principale per intervenire quantomeno sotto i profili dei trattamenti economici incentivanti di produttività. Quella norma in prima battuta stabilisce un blocco, o meglio una cristallizzazione delle risorse disponibili nei fondi per la contrattazione collettiva integrativa delle amministrazioni alla fotografia del 2016, blocco lineare che non guarda, come sempre è successo, al carattere più o meno virtuoso degli interventi delle singole amministrazioni a livello decentrato, ma che già nella norma introduce elementi di flessibilità, ad esempio nelle situazioni in cui è possibile attivare nuovi servizi o processi di riorganizzazione, si prevede la possibilità di, fermo restando il limite massimo complessivo individuato nel rispetto della normativa contrattuale, di introdurre appunto margini di più flessibile distribuzione delle risorse a livello di contrattazione collettiva integrativa. Ricordo poi che nel periodo post-pandemico siamo con la legge 30 dicembre 2020 numero 178, cioè la legge di stabilità per il 2021, si è prevista la possibilità di derogare all'articolo 23, cioè al blocco, utilizzando i risparmi da lavoro straordinario e di erogazione dei buoni pasto, che evidentemente non erano avvenuti nel periodo pandemico, per poter appunto superare il limite del 2016 per incentivazione e quindi per performance e per trattamenti di welfare aziendale nelle pubbliche amministrazioni, di cui tra un momento qualcosa dirò. È una voce nuova che in realtà già la Corte dei Conti, ricordo una delibera della Corte dei Conti della Lombardia, riteneva esclusa dal blocco perché afferente a trattamenti di carattere previdenziale e non squisitamente economico, ma che già rappresenta appunto un'apertura di credito verso la contrattazione collettiva, che si consolida ovviamente rispetto alla contrattazione collettiva nazionale con l'articolo 3 del decreto legge 80 del 2021, esitato ovviamente dal patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del marzo del 2021, dove appunto si dice che il limite dell'articolo 23 può essere superato secondo criteri e modalità definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti destinati alle finalità che sono evidentemente quelle dell'incentivazione. Quindi nel nuovo scenario riconosciamo almeno due elementi. Il primo, la contrattazione collettiva è confermata quale strumento regolativo dei trattamenti economici e quindi certamente all'origine del danno nei nuovi scenari resta la contrattazione collettiva uno dei principali protagonisti. Solo che proprio per evitare la produzione del danno per come si è rappresentato nell'esperienza, l'ago della bilancia regolativa si sposta verso la contrattazione collettiva nazionale, che non è a caso, è appunto individuata quale strumento di individuazione delle regole e delle deroghe al blocco dell'articolo 23, che oggi possiamo ritenere superato, possiamo parlarne sicuramente all'imperfetto. Uno dei vincoli o dei limiti che vengono individuati anche nella nuova stagione di promozione del contratto collettivo seguita alla riforma Madia, ma soprattutto al patto del 2021, attiene al tema della finalizzazione o, se volete, funzionalizzazione di legge dei trattamenti incentivanti al perseguimento
del miglioramento dell'azione amministrativa o dell'efficacia dell'azione amministrativa, immaginando quindi che vi sia un rapporto stabile tra sistema di misurazione e valutazione della performance su obiettivi definiti da ciascuna amministrazione, attività come sappiamo unilaterale, e sistema della contrattazione collettiva integrativa che va a declinare la distribuzione dei trattamenti sulla base, appunto, e diremo, degli esiti della misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva. Questo è un punto che ritengo fondamentale, poi occorrerà verificare fino a che punto già lì possa delinearsi un profilo di danno o una valutazione di danno per mancato rispetto di questo meccanismo di finalizzazione delle risorse. E il punto fondamentale è quello del dialogo tra i due sistemi, tra il sistema della programmazione, della definizione degli obiettivi, dell'investimento di risorse che non può fare a meno di considerare il bilancio e la programmazione economica finanziaria, e invece poi la destinazione di queste risorse, il cui governo è rimesso al contratto collettivo nazionale e in seconda battuta alla contrattazione collettiva integrativa. La domanda è cioè se possa essere rinvenuto già un profilo di anomalia, di distonia e, attenzione, di mancato rispetto di una norma di legge, perché la finalizzazione è scolpita nell'articolo 40,3 bis del decreto legislativo 165 del 2001, nella misura in cui questi sistemi non dialoghino e quindi l'incentivazione non sia obiettivo della contrattazione collettiva nel senso della destinazione di risorse al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa. Chiaro che, e questo appunto ci impone il grandangolo, mentre la distribuzione, prima ancora la previsione dei trattamenti economici è coltivata dallo strumento negoziale della contrattazione collettiva, non avviene lo stesso per quanto riguarda gli strumenti di programmazione e di valutazione. Probabilmente occorrerà affinare ancora di più gli strumenti della partecipazione sindacale, cioè della condivisione di momenti, di decisioni unilaterali dell'ente che probabilmente investono anche profili di macro-organizzazione e di programmazione, svolgendo su questi temi, su questi presupposti, relazioni di tipo partecipativo che poi possono utilmente alimentare la contrattazione collettiva a livello integrativo. La legge incide sul sistema di distribuzione delle risorse anche stabilendo, lo dice l'articolo 40,3 bis, che la quota prevalente delle risorse dei fondi destinati alla contrattazione collettiva integrativa debba essere destinata al perseguimento della qualità e dell'impegno misurato dal sistema di valutazione e misurazione della performance, a cui deve essere finalizzata appunto la quota prevalente delle risorse, comunque denominate nell'ambito dei trattamenti accessori del personale. C'è qui un passaggio rilevante tra riforma Brunetta e riforma Madia. Prima si diceva quota prevalente da destinarsi alla performance individuale, oggi si parla di trattamenti comunque denominati, ma resta il vincolo di destinazione, da collegarsi poi all'articolo 19 del decreto 150 del 2009, vi ricordate le fasce di merito cui dovevano poi collegarsi le quote di trattamenti da distribuirsi attraverso la contrattazione collettiva integrativa. La legge demanda oggi al contratto collettivo il compito di stabilire la quota da destinare
alle risorse che vanno a remunerare la performance individuale e organizzativa dei dipendenti, e poi è demandato alla contrattazione collettiva nazionale la fissazione dei criteri che però, io dico sempre, non abbiamo più una predeterminazione delle fasce, ma le fasce devono comunque permanere nel sistema, perché questi criteri devono rispettare, secondo l'articolo 19, il principio della differenziazione, che deve fra l'altro corrispondere al principio della differenziazione dei giudizi di performance che, come sappiamo, sono rilasciate da parte dei dirigenti al momento in cui fanno la valutazione dei dipendenti. In questo ambito, dicevo, è rimesso alla contrattazione collettiva il compito di destinazione delle risorse e poi di distribuzione secondo criteri predeterminati delle risorse destinate appunto ai trattamenti premiali di performance. Nel fare questo il contratto collettivo partecipa dell'operazione, che ritengo essere comunque un'operazione che introduce limiti che poi possono diventare origine di profili di danno laddove questi limiti non vengano rispettati, almeno sotto due profili. Il primo profilo è quello della composizione finanziaria del fondo per la contrattazione collettiva. Cioè sappiamo che appunto la contrattazione collettiva integrativa di secondo livello è alimentata da fondi che hanno costituito da sempre uno dei principali profili di criticità e di origine del danno erariale. Stiamo parlando naturalmente di un'operazione unilaterale, cui non partecipa il soggetto sindacale, è un'operazione unilaterale del datore di lavoro, pubblica amministrazione, che deve periodicamente comporre, incrementare e finalizzare il fondo per la contrattazione collettiva integrativa, ma nel farlo naturalmente ha bisogno di una guida, e questa guida è storicamente costituita dai contratti collettivi nazionali, i quali però si sono nel tempo sovrapposti, creando a volte grossi interrogativi circa il se mantenere una determinata voce di finanziamento del fondo all'interno della grande cassaforte poi destinata alla contrattazione collettiva. Molti enti non si sono potuti rendere conto, non hanno ben seguito tutte le vicende legislative che hanno imposto periodicamente riduzione dei fondi, attuate con tecniche molto diverse. Criticità, poi lo dirà sicuramente Vincenzo, si sono manifestate nel mantenere un equilibrio tra risorse stabili del fondo che devono essere rese disponibili ogni anno e che naturalmente poi vanno ad alimentare voci stabili del trattamento economico accessorio dei dipendenti, in particolare di remi differenziali stipendiali, e voci invece variabili che appunto per la loro natura devono essere individuate e mantenute queste voci, ma utilizzate per il pagamento di componenti variabili del trattamento economico accessorio. Naturalmente ci sono controlli su questa operazione di composizione del fondo. Credo che il merito più importante della contrattazione collettiva 2016-2018 sia stata quella di fare un importante drafting normativo sulla composizione dei fondi, sulle voci che vanno a comporre il fondo per la contrattazione collettiva integrativa. C'è un'operazione di razionalizzazione, la quale però evidentemente poi conferma la competenza della contrattazione collettiva per quanto riguarda l'altro aspetto, che è quello della ripartizione delle risorse, quindi della distribuzione. Questo è un aspetto evidentemente negoziale,
sicuramente è un aspetto nel quale il danno si può produrre autonomamente anche rispetto ad un fondo sano, con una norma che impone di destinare la quota prevalente del fondo ai trattamenti di performance. Credo che il contratto collettivo nazionale abbia dimostrato qui grande elasticità, perché in realtà scopriamo che in questa quota prevalente possono rientrare voci, indennità correlate alle condizioni di lavoro, situazioni di disagio, rischio, turni, situazione di gravosa articolazione dell'orario di lavoro, che non propriamente possono essere definite come trattamenti di performance. Poi però la linea viene mantenuta, perché la contrattazione collettiva dice che occorre destinare alla performance individuale almeno il 30% delle risorse prevalenti. E questo impone certamente alle parti collettive in sede di negoziazione di fare dei micro collaudi, delle verifiche per rispettare il vincolo di legge che è diventato un vincolo di principio, ma poi il vincolo aritmetico che è imposto dal contratto collettivo nazionale. E come ci dirà Vincenzo, il tema qui di produzione di danno sarà originato dalla violazione da parte del contratto collettivo integrativo dei limiti e delle indicazioni fornite dal contratto collettivo nazionale. Il tema del profilo individuale della performance viene poi recuperato dai contratti collettivi nelle norme che riguardano la cosiddetta differenziazione del premio individuale. Dovrebbe riguardare la parte più alta della partita, quella cioè dell'eccellenza, con la previsione contrattuale di incrementi dei trattamenti di performance pari almeno al 30% di quelli erogati alla parte restante dei dipendenti. Qui il dibattito si è concentrato sulla nozione di limitata quota massima di personale valutato come eccellente cui distribuire questo premio. A me pare che il contesto e anche l'utilizzo lessicale dei termini stia a significare un fortissimo contenimento, una fortissima limitazione di queste misure di carattere premiale. È chiaro che la tendenza sindacale in questi anni è stata quella di estendere il più possibile il concetto di limitata quota massima di personale valutato cui distribuire i trattamenti di carattere premiale. Un altro luogo delicatissimo che può quindi essere annoverato tra le origini del danno da contrattazione collettiva integrativa dal punto di vista delle fonti, che è quello che sto osservando per introdurre poi i temi che verranno sviluppati dai colleghi, è quello delle progressioni economiche del personale in servizio, le cosiddette progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree di inquadramento di cui abbiamo parlato nei clip dello scorso anno, che restano certamente la più importante forma di valorizzazione della professionalità e anche del merito all'interno delle amministrazioni. E proprio per questo la legge, prima ancora della contrattazione collettiva, si sono trovate nella necessità di introdurre un principio fondamentale, che è quello della selettività nell'attribuzione delle progressioni di tipo economico, valorizzando il carattere premiale di questi movimenti di tipo economico del personale, tema che ha poi condotto il legislatore con conferme molto significative, granitiche da parte della giurisprudenza contabile, che da sempre nega qualunque tipo di automatismo nella individuazione della possibile platea dei destinatari, ma soprattutto poi nell'attribuzione delle progressioni di tipo economico. Lo dice oggi molto chiaramente l'articolo 52 bis, come modificato
dal decreto 80 del 2021. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività. Lo dice da molti anni l'articolo 23 del decreto 150 del 2009, una norma che, come dicevo l'anno scorso, è rimasta probabilmente un po' in cantina, ma che è sicuramente in vigore e fra l'altro è contenuta in un titolo del decreto legislativo 150 che le stesse norme definiscono come contenitore di norme inderogabili da parte della contrattazione collettiva, che dovrebbero essere automaticamente ricomprese all'interno delle disposizioni contrattuali che pure possono intervenire su questo tema. Allora, con molta sintesi, la contrattazione collettiva 2019-2021 ha ripensato l'istituto delle progressioni economiche, fra l'altro introducendo nuove denominazioni, quindi non possiamo più chiamarle progressioni economiche orizzontali, dobbiamo parlare di differenziali stipendiali di professionalità. Questa è la denominazione che è invalsa nella gran parte dei contratti collettivi, che a mio modo di vedere potrebbe contribuire a contenere in qualche modo l'origine del danno da contrattazione collettiva integrativa rispetto a questo istituto. C'è cioè un cambio di prospettiva rispetto ad un istituto che certamente continua a remunerare il merito, le fonti confermano questa finalizzazione, e che certamente determina un incremento stabile del trattamento economico, anzi, molto più chiaramente determina un incremento stabile dello stipendio del dipendente, e quindi è sicuramente molto più chiaro nel disegno della contrattazione che per alimentare le progressioni stipendiali, differenziali stipendiali, occorrono risorse stabili del fondo, perché si consolidano nel trattamento fondamentale, lo dice chiaramente il contratto collettivo, del dipendente, si consolidano nel trattamento fondamentale del dipendente e quindi queste risorse devono essere garantite anno per anno finché il dipendente resta all'interno di quell'area e svolge i vari differenziali stipendiali che all'interno dell'area vengono previsti dalla contrattazione collettiva. Qui certamente c'è un'ambiguità, e cioè abbiamo una componente del trattamento economico che è definita come parte del trattamento fondamentale e che in questo modo nega in qualche misura il carattere invece premiale del trattamento rispetto ai criteri, ma soprattutto rispetto alla fonte di alimentazione del trattamento, che è appunto il fondo per la contrattazione collettiva decentrata. Cioè abbiamo una componente stabile del trattamento economico che viene finanziata dal fondo per la contrattazione collettiva integrativa, che è fatto di risorse stabili e di risorse variabili, ma che sarebbe destinato primariamente a premiare la produttività del dipendente pubblico. I differenziali stipendiali non possono essere svolti dalla nuova area delle elevate professionalità, questo è chiaro in tutti i contratti. Meno chiaro mi è, vedremo come verrà gestita la partita, per l'unico contratto collettivo che condivide nella stessa area la posizione dei funzionari e delle elevate professionalità. Mi sono riguardato anche pochi minuti fa la norma non distingue nei percorsi di progressione economica tra coloro che sono funzionari e coloro che sono parte delle elevate professionalità. Difficile distinguere perché stanno tutti all'interno della stessa area e quindi se questo principio deve essere rispettato, occorrerà che venga rispettato in sede di contrattazione collettiva integrativa. Un primo vincolo su questo tema derivante dai contratti collettivi nazionali riguarda
l'individuazione della misura annua lorda del singolo differenziale all'interno di una determinata area. Questa è una competenza che viene sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e soprattutto non sarà più possibile predeterminare quanti differenziali stipendiali potranno essere percorsi del dipendente all'interno della propria area, perché il compito di individuare il numero massimo di differenziali acquisibili è nella contrattazione collettiva nazionale e non più nella contrattazione collettiva integrativa. È un numero massimo e quindi mentre prima, quando il dipendente diventava C1, poteva prevedere, sicuramente aspirare di poter arrivare a un C4, oggi in realtà tutti questi aspetti restano, e mi sembra corretto, nell'area della eventualità. Questo modificherà anche l'oggetto della contrattazione collettiva integrativa, cioè il primo vero tema da trattare a livello di contrattazione collettiva integrativa sarà quanti differenziali stipendiali sarà possibile percorrere all'interno dell'area nel limite massimo numerico stabilito dalla contrattazione nazionale, che crea un vincolo, e ovviamente senza la possibilità di incidere sul valore del singolo incremento stipendiale, del singolo differenziale, perché questo è predeterminato dal contratto collettivo nazionale. Queste due idee mi sembra che possano vincolare la contrattazione collettiva integrativa, ma allo stesso tempo ridimensionare la possibilità che si verifichino almeno in questa fase profili di illegittimità nel rapporto tra contratto collettivo integrativo e contratto collettivo nazionale, origine di danno erariale per l'amministrazione. Dopodiché un secondo vincolo che il contratto collettivo nazionale impone alla contrattazione collettiva integrativa è quello centrale, fondamentale, dei criteri per fare i differenziali. E questo prima era tutto patrimonio del contratto collettivo integrativo, interamente sottratto alla competenza del contratto collettivo nazionale, prima ancora della legge, se non nella dimensione per cui i criteri non dovevano essere quelli automatici dell'anzianità di servizio, dovevano guardare al merito, certamente dovevano guardare le valutazioni, ma senza una effettiva predeterminazione del valore dei singoli criteri. Oggi invece il contratto collettivo nazionale stabilisce che le valutazioni di performance debbano valere non meno del 40% sui criteri complessivi da utilizzare per far fare i differenziali alla platea dei dipendenti individuali, mentre l'esperienza professionale maturata, quindi c'è ovviamente un certo pudore nell'utilizzare il termine anzianità, l'esperienza maturata non può valere più del 40%. Dopodiché il nostro amico Valerio Tallamo mi ha spiegato come si fa ad aggirare questo vincolo. Dice Sandro, è molto semplice, si dà a tutti il massimo valore sulla performance, dopodiché la differenza la fa l'anzianità maturata, no? Quindi, evidentemente c'è il sistema, e spero che questo sistema non venga troppo utilizzato, ma certamente è rappresentativo di una tendenza della contrattazione collettiva integrativa a svincolarsi da questi limiti definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. Resta poi la restante percentuale, la possibilità per i contratti collettivi integrativi di individuare altri criteri, i quali tuttavia devono essere in linea con la valorizzazione e il carattere premiale dell'istituto. Già lo scorso anno dicevo che appunto qui il dato sindacale è certamente quello di un regresso regolativo della contrattazione collettiva integrativa rispetto alla contrattazione
collettiva nazionale, quindi c'è una legge che arretra lasciando spazio alla contrattazione, ma solo a quella nazionale, il che determina un ridimensionamento delle competenze e dell'oggetto della contrattazione collettiva di secondo livello, il che mi sembra rappresentativo della sfiducia da parte del contratto collettivo nazionale, anzitutto rispetto alla capacità della contrattazione collettiva integrativa di governare questi processi. Due parole in chiusura sulla fonte unilaterale che noi andiamo a ricercare in una delle principali innovazioni della riforma Brunetta, data dalla possibilità nel gergo della parte pubblica di andare in unilaterale laddove non si raggiunga l'accordo integrativo su tutte le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa e in particolare sulla materia economica, contravvenendo all'epoca la norma a quella disposizione di tutti i contratti collettivi nazionali che in caso di mancato accordo non prevedeva la possibilità, soprattutto sulla materia economica, di previsioni unilaterali o di iniziative unilaterali in capo alle parti, ma prevedeva l'ultrattività del contratto collettivo precedente. Sappiamo che la riforma Madia, alla luce del memorandum del novembre del 2016, come sappiamo ha dato poi la nota alla emanazione del decreto legislativo 75/2017, sappiamo che la nuova norma continua a intravedere la possibilità per le parti di regolare unilateralmente la materia da parte dell'amministrazione a due condizioni, però la prima che sia possibile provare un pregiudizio alla funzionalità amministrativa per effetto della mancata stipulazione del contratto collettivo e delle clausole oggetto di dissenso sul versante sindacale. La seconda condizione è che immediatamente dopo, un minuto dopo, sempre a dire la norma, della regolamentazione unilaterale, che peraltro è sottoposta agli stessi controlli cui sarebbe sottoposto il contratto collettivo integrativo, e parlo naturalmente dei revisori, di tutti gli organi di controllo contabile, finanziario sul contratto collettivo integrativo, un minuto dopo la contrattazione collettiva deve riprendere. Sono temi che ci interessano sicuramente sul versante delle relazioni sindacali e della repressione della condotta antisindacale, laddove appunto non sia possibile per l'amministrazione dimostrare il pregiudizio alla funzionalità amministrativa o laddove non vi sia stata correttezza e buona fede nel coltivare la trattativa oltre la regolamentazione unilaterale. Dico però, anche per esperienza, che il provvedimento unilaterale dell'amministrazione, una volta svolta la contrattazione, è necessitato quando si tratta di correggere contratti collettivi integrativi che sono portatori di malattie, cioè di clausole invalide che stanno producendo danno erariale. Per il passato se ne andrà a discutere di fronte alla Corte dei Conti, molto più difficilmente di fronte al giudice del lavoro, però poi bisogna fare qualcosa per il futuro, cioè chiudere il rubinetto dell'illegittimità, e l'operazione l'amministrazione la deve svolgere. Poi Vincenzo e Enrico ci diranno il loro pensiero sui contenuti del comma 3 quinquies, quando dice che è la contrattazione collettiva successiva che dovrebbe mettere mano al difetto. È chiaro però che quando il contratto collettivo integrativo è portatore appunto del difetto e non è possibile concordare la terapia perché la parte sindacale per ovvi motivi potrebbe non essere disposta a riconoscere di aver sottoscritto un contratto nullo con clausole illegittime che hanno distribuito risorse laddove non potevano farlo, però qui quantomeno il dato del pregiudizio alla funzionalità amministrativa dato dal danno erariale che si sta determinando mi sembra oggettivamente verificabile. Quindi più che parlare di fonte unilaterale
parlerei qui, e i dati mi sembrano vadano confermando, che si fa una regolamentazione unilaterale proprio quando c'è la necessità di intervenire per correggere un contratto viziato e non è possibile farlo attraverso il contratto collettivo integrativo. Bene, sono molto curioso di sapere come la pensano i colleghi, vi ringrazio e vi saluto. Dopo questa relazione del professor Mainardi non facciamo fatica a credere che abbia già pronto l'intero contributo scritto promesso agli organizzatori di questa serie di seminari. E abbiamo preso buona nota delle parole chiave del suo intervento: professionalità, selettività, premialità. Abbiamo evitato quindi anzianità perché ormai è gergo superato, tutte parole un po' dure, tronche, anche sul piano, come dire, fonetico, che già mettono in guardia rispetto ad una disciplina che ha una funzione di limitazione, se non anche di sanzione. Veniamo appunto a questa seconda parte e sospetto che anche qui le parole, non per essere in rima, possano essere comunque analoghe come suono, sia responsabilità, illegittimità, nullità, e quindi non posso fare altro ora che passare la parola al professor Cangemi, che si occuperà di limiti e vincoli alla contrattazione collettiva, raccogliendo il testimone dato dal professor Mainardi, per concentrarsi sulla giurisprudenza, cioè sulla tipologia di vizi e sull'ambito soggettivo-oggettivo della responsabilità, sempre per restare con l'accento sulla. Passo la parola. Grazie agli organizzatori per avermi invitato a questa edizione di Clip, la prima volta, quindi sono abbastanza emozionato. Sono contento di portare il mio contributo su questa tematica un po' particolare. Ringrazio anche il professor Mainardi per aver introdotto la tematica che affronterò. Il mio intervento è suddiviso appunto indicativamente in 3 parti. Nella prima parte andremo a vedere quali sono appunto i limiti e i vincoli alla contrattazione collettiva integrativa, per poi analizzare un po' più nel dettaglio la giurisprudenza sulla nullità e lasciare poi l'ultima parte all'analisi della responsabilità contabile, i presupposti generali, in modo tale poi da coinvolgere il collega Mastini. Con riguardo ai vincoli e ai limiti della contrattazione collettiva integrativa, è chiaro che dobbiamo fare un'operazione sistematica di lettura del decreto legislativo 165. Ci sono diverse norme che si occupano dei limiti della contrattazione collettiva in generale e in particolare anche di quella integrativa. Se volessimo pensare dal punto di vista diciamo spaziale, geometrico, ai vincoli della contrattazione integrativa, potremmo considerare che ci sono dei vincoli in senso verticale e dei vincoli in senso orizzontale alla contrattazione integrativa. In particolare, se consideriamo già che l'articolo 2 del decreto 165 pone diciamo, vincola alla contrattazione collettiva e affida alla contrattazione collettiva il conferimento di trattamenti economici dei dipendenti pubblici, e poi anche all'articolo 40 stesso del decreto 165, che in generale pone tutta una serie di limiti alla contrattazione collettiva che è possibile estendere anche a quella soprattutto anche a quella integrativa. In particolare penso al comma 1, quindi tutte le materie attinenti alla macroorganizzazione, le famose 7 materie della legge 421 del 92, e poi andando più nello specifico, sempre diciamo in relazione verticale, abbiamo i vincoli che la contrattazione integrativa riceve da parte del contratto nazionale. Come è noto, diciamo, il sistema contrattuale del pubblico impiego è molto vincolato per ragioni di principio di rispetto dell'efficienza pubblica, per cui ci sono non soltanto vincoli normativi, ma anche vincoli finanziari. In parte sono stati anche accennati dal professor Mainardi quando ha fatto riferimento a tutta la tematica legata alla costituzione dei fondi. Quindi
Potremmo dire che dal punto di vista verticale la contrattazione integrativa deve sicuramente rispettare i limiti e le materie stabilite dalla contrattazione nazionale e non può andare oltre non può diciamo, occuparsi di materie ulteriori rispetto a quelle stabilite a livello nazionale. Allo stesso tempo deve anche rispettare i vincoli stabiliti in generale appunto per la contrattazione collettiva. La sanzione, che anche qui è peculiare ed è sintomatica del sistema vincolistico della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, è quella dell'annullità. Ce lo dice chiaramente il comma 3-quinques dell'articolo 40, per cui in caso di violazione dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla contrattazione nazionale, delle norme di legge da parte di clausole della contrattazione integrativa, le clausole non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339, 1419 del secondo comma del Codice Civile. Qui l'annullità è una nullità particolare, non soltanto perché diciamo, la nullità opera già a livello di rapporto tra fonti contrattuali di diverso livello, ma anche perché la nullità è di tipo assoluto, nel senso che opera non soltanto qualora le clausole della contrattazione integrativa dovessero essere diciamo, peggiorative rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, ma anche operano qualora queste in ipotesi dovessero essere migliorative. Quindi diciamo, c'è una forte centralizzazione del sistema, è il contratto collettivo nazionale che dà il via alla successiva diciamo, negoziazione dei contratti collettivi integrativi e i contratti collettivi integrativi a loro volta sono vincolati al rispetto di queste previsioni. Vi dicevo che oltre all'aspetto diciamo, verticale dei vincoli della contrattazione integrativa, potremmo pensare anche a dei vincoli, tra virgolette, orizzontali. Il riferimento è in particolare a tutto il tema della partecipazione sindacale e quindi degli istituti di partecipazione sindacale che, come è noto, la riforma Madia diciamo, ha rivisto e unitamente alla riforma Madia, poi anche la contrattazione collettiva a partire dai rinnovi 2016-2018 ne hanno profondamente rivisto la struttura e le competenze. C'è da dire però che se guardiamo diciamo alle statistiche, l'ultimo rapporto sulla contrattazione collettiva che è stato pubblicato dall'ARAN riferito agli anni 2021-2020, pur con questo sistema vincolistico di nullità di clausole della contrattazione integrativa difformi rispetto a quelle delegate dalla contrattazione nazionale, permangono delle situazioni in alcuni comparti, in particolare quello degli enti locali e quello della sanità, in cui la contrattazione integrativa diciamo, fuoriesce dai suoi argini e va a negoziare anche materie che non sono di per sé contrattabili. C'è a volte una diciamo, confusione, una tendenza a contrattualizzare materie che magari sono di competenza ed esclusiva pertinenza del confronto, cioè come forma partecipativa che si chiude soltanto con diciamo, con un parere, con un'opinione delle parti sindacali e non sicuramente con una contrattazione. C'è da dire però che la tendenza della contrattazione collettiva, soprattutto se si leggono appunto i diversi studi e diverse ricerche fatte dall'ARAN, c'è una tendenza diciamo, a restringere il campo della contrattazione integrativa e quindi a diminuire il numero e il novero delle materie che non sono contrattabili.
Quindi in senso verticale legge contrattazione collettiva nazionale, in senso orizzontale partecipazione sindacale. La contrattazione collettiva integrativa non può andare a negoziare materie che sono di pertinenza della partecipazione sindacale. Oltre ai vincoli, diciamo, strettamente normativi, chiaramente abbiamo anche dei vincoli finanziari, perché la contrattazione collettiva nazionale, che definisce quali sono le risorse che la contrattazione integrativa può destinare al trattamento accessorio, e quindi anche sotto questo profilo, se ne parlava prima, c'è tutto il tema dei fondi e del rispetto anche delle tempistiche, dei vincoli dettate dalla disciplina per la costituzione dei fondi. Sotto questo profilo si può considerare che la costituzione dei fondi prevede 3 diverse fasi specifiche, e la contrattazione integrativa interviene solo all'esito dell'ultima fase, vale a dire, come già accennava il professor Mainardi, c'è una prima parte diciamo di pertinenza strettamente dell'amministrazione come datore di lavoro, quindi individuazione a bilancio delle risorse, costituzione del fondo, e solo dopo, una volta realizzato, appunto, costituito il fondo, la ripartizione delle risorse della contrattazione integrativa. Sotto questo profilo c'è da considerare anche, appunto, il rispetto delle tempistiche, vale a dire che la contrattazione integrativa, la costituzione del fondo deve avvenire già nella prima parte dell'anno, in modo tale da consentire, appunto, lo sviluppo delle diverse fasi per tempo, e poi arrivare alla contrattazione integrativa che distribuisce le risorse già individuate. Frequente se guardiamo la giurisprudenza sono i casi in cui risorse del trattamento accessorio vengono erogati senza la previa costituzione del fondo, oppure anche molto spesso ipotesi di erogazione di trattamenti accessori tramite atti unilaterali dell'amministrazione. Tutti questi sono chiaramente, diciamo, sono chiaramente condotte che portano alla nullità dell'atto, e conseguentemente poi attivano tutta la procedura per il recupero dell'indebito. Prima si parlava di atti unilaterali che intervengono diciamo, per sanare, tra virgolette, eventuali vizi della contrattazione collettiva. Ecco, sotto questo profilo la giurisprudenza, pur se non si è occupata in senso stretto di atti unilaterali sostitutivi, di cui parla, appunto, l'articolo 40 del 165, però ci dice che l'amministrazione certamente può ritirare un atto unilaterale che ritenga, appunto, in contrasto, che abbia erogato compensi, emolumenti privi di fondamento nella contrattazione, prima in violazione dei vincoli della contrattazione collettiva. L'amministrazione può certamente ritirare l'atto unilaterale viziato, sia perché l'atto unilaterale di per sé, anche dal punto di vista amministrativo, è nullo per difetto di attribuzione, sia in quanto l'atto unilaterale privo di contrattazione integrativa a monte di per sé non genera alcun diritto nei confronti del dipendente pubblico, per cui il dipendente pubblico non può diciamo, ritenere come diritto acquisito un trattamento economico accessorio percepito sulla base di un mero atto dirigenziale, se facciamo, appunto, un'ipotesi. Altri aspetti che la contrattazione collettiva ha affrontato in tema di nullità: innanzitutto, dal punto di vista processuale, possiamo considerare che appunto la nullità della contrattazione integrativa, trattandosi di nullità, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, quindi non è necessariamente una richiesta, una domanda che va promossa su iniziativa di parte. C'è poi da considerare
che appunto qualunque tipo di vizio della contrattazione integrativa o di erogazione di trattamenti in assenza di contrattazione integrativa ne determina appunto la nullità. Questi profili, diciamo, una volta raggiunto il tema della nullità, possono determinare sui soggetti che hanno erogato i trattamenti economici o che abbiano eventualmente partecipato alla contrattazione integrativa, e vedremo in che termini tra breve, profili di responsabilità erariale. Sul tema della responsabilità erariale occorre fare diciamo, qualche distinguo, perché chiaramente non tutte le ipotesi di legittimità della contrattazione integrativa determinano una responsabilità erariale, e allo stesso tempo non tutti coloro che partecipano alla negoziazione di una contrattazione integrativa in ipotesi nulla possono poi essere, diciamo, ritenuti responsabili del relativo danno. Sotto questo profilo, e considerando appunto quali sono gli ambiti in cui può intervenire la giurisdizione della Corte dei Conti, è bene intanto considerare che la Corte dei Conti non accerta di per sé la nullità del contratto integrativo, ma l'accerta incidentalmente nella misura in cui sia funzionale a individuare quali sono i profili di danno per l'erario. Un primo elemento dal punto di vista soggettivo che occorre considerare è quello appunto della sussistenza di un rapporto di servizio. La Corte dei Conti, la giurisprudenza della Corte dei Conti ultimamente ha una tendenza ad allargare le maglie diciamo, del soggetto che può essere ritenuto responsabile dal punto di vista amministrativo contabile. Non è soltanto il pubblico dipendente che arreca un danno all'amministrazione, pur anche al di fuori dell'esercizio delle mansioni a essere ritenuto responsabile, ma quindi non c'è soltanto un riferimento al rapporto organico, ma c'è anche, si allarga, diciamo, il campo di applicazione anche al rapporto di servizio, per cui qualunque persona fisica o giuridica venga a contatto o venga diciamo, abbia un ruolo all'interno dell'amministrazione sia, diciamo, determini un danno per l'amministrazione, può essere diciamo, ritenuto responsabile del conseguente danno. La responsabilità amministrativa in questo senso postula soltanto una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica, a prescindere appunto dalla sussistenza di un rapporto organico. Questo elemento, questa tendenza, diciamo, espansiva della giurisprudenza della Corte dei Conti aveva indotto a un certo punto a interrogarsi sulla possibilità di ritenere responsabile per danno erariale anche la parte sindacale che partecipasse alla negoziazione di un contratto integrativo che a seguito del quale, appunto nullo, a seguito del quale si configurava il danno erariale. Chiaramente sotto questo profilo la Cassazione a sezioni unite, con un'ordinanza del 2015, la numero 14.689, ha escluso la sussistenza di un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione e i delegati sindacali, appunto perché i delegati sindacali sono portatori di un interesse opposto a quello dell'amministrazione nel nuovo contesto diciamo della privatizzazione del pubblico impiego, per cui non possono essere ritenuti responsabili del mancato rispetto appunto dei vincoli della contrattazione integrativa. Soltanto
in un contesto di questo tipo, soltanto la delegazione di parte pubblica può essere, diciamo, coinvolta in un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, perché lì la delegazione di parte pubblica ha un ruolo sicuramente di controllo del rispetto dei vincoli finanziari e normativi della contrattazione integrativa. Tra la condotta e il danno chiaramente deve esserci un nesso di causalità. Nesso di causalità va inteso in senso civilistico, quindi il danno deve essere una conseguenza immediata e diretta della condotta. Per cui si applica il principio della conditio sine qua non e nell'ambito, diciamo, del giudizio contabile non si fa riferimento a una nozione penalistica appunto di causalità. Sotto il profilo invece soggettivo, come noto, diciamo, la responsabilità amministrativa contabile non rileva sempre e comunque, ma soltanto per dolo o colpa grave. Poi riguardo al dolo, è sufficiente diciamo, il concetto penalistico, per cui l'agente si deve rappresentare e deve volere il danno come conseguenza della propria azione. Più complicato, diciamo, è configurare l'aspetto della colpa grave. Sotto questo profilo diciamo, ci deve essere una macroscopica ed evidente violazione diciamo, di normative e di obblighi di servizio che rendano appunto la violazione, diciamo, la violazione delle regole di condotta diciamo, già in partenza prevedibile e riconoscibile. Il tema dell'ambito soggettivo della responsabilità amministrativo-contabile si è recentemente arricchito di una, diciamo, particolare esenzione, perché nel 2000, con il decreto legge 76 del 2000, l'articolo 21 di questo decreto legge, convertito in legge 120 del 2020, ha introdotto una sorta di esonero da responsabilità amministrativo-contabile, un particolare esonero da responsabilità amministrativo-contabile per i casi in cui la produzione del danno sia stata compiuta con dolo soltanto per diciamo, le ipotesi in cui la condotta sia conseguenza di cioè il danno sia conseguenza di una condotta commissiva. Questa limitazione vale per tutte le condotte poste in essere in seguito all'entrata in vigore del decreto legge. Viene ritenuta appunto una norma sulla prova, per cui soltanto diciamo, la vigenza decorre dal luglio del 2020 e di anno in anno, come al solito, diciamo, ne viene prorogata l'efficacia, per cui adesso l'ultima diciamo, scadenza sarebbe 31 dicembre 2024. Quindi fino al 31 dicembre 2024 la responsabilità amministrativo-contabile per le ipotesi di dolo per ipotesi di dolo e in relazione a condotte commissive viene limitato, per cui le condotte omissive o per inerzia continuano ad essere perseguite. Questo aspetto può sembrare, diciamo, forse lontano rispetto al tema che ci occupa oggi. In realtà c'è una recente pronuncia, non è un caso che io sia dell'Università di Torino e abbia trovato una pronuncia della Corte dei Conti di Torino, la recente pronuncia numero 330 del 2023 della Corte dei Conti del Piemonte
affrontato proprio il tema dell'esonero della responsabilità amministrativo-contabile in relazione a un'ipotesi di danno da contrattazione integrativa. In particolare però escludendo appunto l'applicabilità di tale esonero. Il caso riguardava diciamo, una pluralità di condotte. Tra queste condotte quello che veniva contestato ai dirigenti era appunto l'erogazione della retribuzione di risultato e di posizione in violazione diciamo senza una previa valutazione dei dipendenti, dei dirigenti. Qui la Corte dei Conti, sollecitata chiaramente dalla difesa, affronta il tema dell'estensione della responsabilità amministrativo-contabile, considerando però che appunto il tema dell'erogazione di una retribuzione di risultato senza una previa valutazione può essere considerato diciamo, una condotta mista, non una condotta esclusivamente commissiva. Vale a dire che per arrivare alla produzione di un danno erariale occorre non soltanto una condotta omissiva consistente appunto in una mancata definizione di obiettivi individuali, cui correlare la valutazione, ma anche poi la condotta commissiva consistente nel pagamento dell'indennità. Questa condotta mista però è stata ritenuta diciamo, più omissiva che commissiva, perché chiaramente la parte preponderante è la mancata definizione degli obiettivi e della valutazione rispetto alla mera erogazione dell'indennità, per cui questo elemento ha portato poi la Corte a escludere e a riconoscere di conseguenza la responsabilità e escludere l'applicabilità di questa esenzione della responsabilità erariale. Interessante questa pronuncia anche perché ci aiuta a comprendere il tema della colpa grave. Se ho ancora qualche minuto, potrei diciamo, darvi un po' diciamo, di indicazioni su come ha interpretato la colpa grave in relazione appunto a questo aspetto dell'erogazione illecita illegittima della retribuzione di risultato. Secondo la Corte, per ritenere il comportamento contestato ai convenuti come diciamo, connotato dalla colpa grave, occorre considerare che ormai l'ultratrentennale riforma della pubblica amministrazione rende, diciamo, dovrebbe essere già acquisito che per erogare la retribuzione di posizione di risultato occorre prima definire gli obiettivi e prima effettuare tutto un sistema di valutazione che porta poi all'erogazione del trattamento accessorio. Quindi il dirigente che dovesse erogare per ipotesi o l'amministrazione che dovesse erogare per ipotesi un trattamento accessorio senza prima effettuare questi preliminari passaggi, chiaramente è un'amministrazione che non proprio sa quel che fa, ma chiaramente opera si può già prevedere che la condotta non sia conforme e comunque non sia scusabile, perché appunto ormai da quasi 30 anni, da ormai più di 30 anni che diciamo l'erogazione dei trattamenti accessori è vincolato al rispetto dei vincoli dettati dalla contrattazione collettiva. Per concludere e per lasciare poi adesso lo spazio al collega Mastino, è chiaro che l'impatto delle riforme, delle ultime riforme della pubblica amministrazione sul sistema di contrattazione collettiva ha a poco
diciamo, sta a poco producendo i suoi effetti. Lo abbiamo visto appunto con riguardo alla capacità delle amministrazioni di rispettare i vincoli dettati dalla contrattazione collettiva. Devo dire, questo diciamo un'opinione che vado maturando, è un merito anche di questa evoluzione, è anche legato alla maggiore chiarezza forse della contrattazione, del sistema dei comparti che si è determinato a partire dal rinnovo 2016-2018. Quindi devo dire che da un lato l'intervento legislativo, sia prima della riforma Brunetta, poi come diciamo aggiustato dalla riforma Madia, a poco sta portando un po' i suoi frutti e sta delimitando, rendendo più funzionalizzato il sistema della contrattazione collettiva. Allo stesso tempo è chiaro che molto dipende anche da come la dirigenza poi in concreto opera all'interno delle amministrazioni. Quindi il rispetto, diciamo, le norme poi vivono sulle persone, quindi la cultura del rispetto dell'erogazione di trattamenti non a pioggia passa molto appunto dal personale e appunto dalla dirigenza. Detto questo, lascio al collega Mastinu diciamo, di affrontare il tema del recupero del trattamento economico. Ringrazio molto anche il collega Cangem che si è fatto carico di uno snodo anche teorico complesso a cavallo tra il diritto del lavoro, la responsabilità amministrativa, con sfumature financo di diritto penale per certi versi, in termini di sottigliezze, di distintive, in termini di elemento soggettivo. E ora in una perfetta sequenza, come dire, logico-cronologica, e dopo aver iniziato trattando del quadro dei vincoli, dopo aver proseguito trattando dei vizi, ora giungiamo alla parte in cui i nodi vengono al pettine, cioè al tema di cui si fa carico il collega Enrico Maria Mastino dell'Università di Cagliari, cioè tipologia e qualificazione del danno al contratto collettivo invalido e rapporti fra azione di recupero dell'indebito e azione erariale. Passo la parola volentieri. Grazie Anna, grazie Davide, grazie colleghi, ringrazio anch'io per l'invito e mi accingo rapidamente all'esposizione e anzi mi scuso se dovrò avere dei ritmi un po' serrati perché le cose da dire sono abbastanza, il tempo non è moltissimo. Inizio anch'io come ha fatto Sandro dal titolo del mio intervento che declinerei più precisamente in questo modo, invalidità e danno nella disciplina della contrattazione collettiva del pubblico impiego. Perché? Ma perché invalidità e danno sono i punti di emersione al piano delle valutazioni giuridiche delle possibili anomalie che possono attingere l'attività di contrattazione e poi il prodotto di quell'attività, cioè il contratto collettivo. E la formula che li coniuga mi pare che esprima in modo plastico la principale differenza fra la contrattazione collettiva nel settore privato e nel settore pubblico, la quale differenza consiste in ciò che mentre nel settore privato l'attività di contrattazione collettiva è o libera o per lo più autonormata, nell'ambito del settore pubblico l'attività di contrattazione collettiva è eteronormata. E questa eteronormazione si svolge contemporaneamente per il tramite dell'imposizione di regole che sono di condotta per le parti e di validità per l'atto. Regole di responsabilità e regole di validità concorrono entrambe nella tutela di un unico interesse che a livello decentrato di amministrazione è questo: consentire il controllo centralizzato della spesa per il personale. Ma attenzione che queste due tecniche di tutela non hanno, che pure cooperano nella tutela di nella protezione di questo interesse, non hanno moduli operativi costanti. La distinzione base qui da fare è fra contratto collettivo stipulato, naturalmente parlo di contratto collettivo invalido e presuppongo che il contratto collettivo sia invalido, come ci ha detto Vincenzo, quindi mi riallaccio pienamente
al contenuto della relazione di Vincenzo. Quindi fra contratto collettivo invalido semplicemente stipulato ma non eseguito e contratto collettivo invalido stipulato e anche eseguito, perché fino a quando il contratto collettivo è stato solo stipulato ma non eseguito non si dà luogo a nessuna forma di responsabilità. Non che non ci, di responsabilità, non nessuna forma, scusatemi, di responsabilità risarcitoria, non che non ci possono essere responsabilità, si possono postulare, non so, responsabilità disciplinari a carico degli appartenenti alla delegazione trattante che si sono discostati dalle direttive ricevute dal livello di vertice o di responsabilità dirigenziale se si tratta di dirigenti. Si potrebbe ipotizzare una responsabilità associativa delle associazioni territoriali che hanno siglato un contratto collettivo, evidentemente contravvenendo alle direttive che sono state date a livello nazionale da quelle che hanno fatto il contratto di comparto. Ma di responsabilità risarcitoria no, se non per l'ipotesi abbastanza remota in cui l'amministrazione non voglia recuperare il tempo perso nell'attività di contrattazione che è esitata in un contratto invalido e quindi il tempo perso per ripetere l'attività di contrattazione. O forse, come diceva Sandro all'inizio, per il ritardo nella spendita delle risorse, naturalmente ritardo al quale non si sia potuto porre rimedio con l'erogazione unilaterale. La verità è che finché la vicenda rimane confinata all'ambito della stipulazione, l'interesse protetto dell'amministrazione ha struttura oppositiva. L'amministrazione ha interesse ad opporsi alle pretese dei lavoratori e del sindacato che vorrebbero l'esecuzione del contratto collettivo invalido. E quando l'interesse ha questa struttura, le clausole o le regole di validità hanno un'efficacia ma esauriscono tutti i problemi di tutela perché consentono la protezione in forma reale del bene protetto. In forma reale intendo dire automatica, senza la mediazione di un diritto di obbligazione. Il quadro cambia notevolmente quando invece il contratto collettivo è stato stipulato e anche eseguito, un po' perché qua entra in campo un altro soggetto responsabile, che non è detto che sia quello che lo ha stipulato, ma anche il dirigente che lo applica il contratto collettivo. Ma quando il contratto collettivo è stato invece anche eseguito, l'interesse dell'amministrazione cambia segno, diventa un interesse di pretesa, ha interesse a recuperare il danno che ha patito. Quindi si tratta non più di prevenire un danno, ma di riparare un danno e il danno qua può essere riparato solo per il tramite dell'imposizione di un'obbligazione. La tutela non può essere reale come nell'ipotesi precedente, può essere solo una tutela obbligatoria. E l'obbligazione è di due tipi, è obbligazione restitutoria a carico di coloro i quali hanno percepito le somme, oppure obbligazione risarcitoria a carico di coloro i quali, violando le regole, hanno fatto in modo che quelle somme fossero erogate nonostante non avrebbero potuto esserlo. Ecco. Ora questi due rimedi concorrono entrambi nella restaurazione dell'unico interesse dell'amministrazione protetto dalla legge di cui abbiamo parlato prima e con l'uno e con l'altro concorre un terzo rimedio, un rimedio speciale, un rimedio di settore, lo ha evocato anche Sandro nella sua relazione iniziale, ed è il recupero nella sessione negoziale successiva delle somme che fossero state spese in eccesso nella sessione negoziale precedente. Ora questi tre rimedi che, ripeto, concorrono, cooperano nella restaurazione del pregiudizio, chiamano in causa i soggetti del dramma, no? Chi sono poi i soggetti in campo? Sono quattro. Ci sono i lavoratori che hanno percepito le somme indebite, che sono completamente estranei rispetto alla vicenda, perché quelli non hanno proprio nessuna responsabilità. Poi ci sono i soggetti responsabili invece e della stipulazione del contratto e dell'erogazione, se non sono coincidenti, e poi c'è l'amministrazione che ha l'interesse a rientrare delle somme, e poi c'è la procura della Corte dei Conti, che non è sostituto processuale dell'amministrazione. La Corte dei Conti interviene a tutela dell'interesse pubblico, quindi c'è un quarto soggetto. Ora, guardate, stabilire su quale di questi quattro soggetti debba gravare il costo della riparazione del danno dell'amministrazione è il tema fondamentale della responsabilità di cui parliamo oggi. Chi deve sopportare il costo? E vediamo molto rapidamente, a costo di brutali semplificazioni, quali sono le vicende di questi soggetti e degli obblighi che li astringono. E inizierei con quello che viene attivato prima di tutti, che è normalmente l'obbligazione restitutoria. Perché? Beh, perché l'amministrazione o gli amministratori avvedutisi che hanno stipulato e attuato un contratto collettivo invalido si precipitano immediatamente a recuperare l'indebito. Perché? Beh, perché il recupero dell'indebito riduce il danno al quale potrebbero essere chiamati a rispondere o del quale potrebbero essere chiamati a rispondere in sede erariale. Ora, a proposito dell'obbligazione restitutoria, si dice comunemente che sia certo l'AN, ma incerto il quantum. Cioè, nascerebbe indefettibilmente a seguito della stipulazione e attuazione di un contratto illegittimo, ma poi non è sicuro quanto si può recuperare. In realtà non è vero neppure che l'obbligazione restitutoria nasce indefettibilmente, cioè questo automatismo
che secondo la vulgata corrente vi sarebbe fra invalidità del contratto collettivo a monte e nascita dell'obbligazione restitutoria a valle, si può configurare in ipotesi che sono marginalissime, sostanzialmente di scuola. Bisognerebbe ipotizzare che il contratto collettivo di amministrazione fosse l'unico ed esclusivo titolo attributivo del beneficio economico al lavoratore. Cioè dovremmo ipotizzare l'ipotesi assurda in cui il contratto collettivo decentrato di amministrazione incrementasse i minimi tabellari, oppure introducesse una indennità che non è prevista a livello di contratto collettivo di comparto, oppure che il contratto collettivo di comparto ha voluto eliminare e a livello decentrato la si era introdotto, oppure contro il divieto stabilito espressamente dal contratto nazionale di comparto aumentare gli importi unitari di singole indennità. In questo caso, fra il contratto collettivo e il lavoratore che percepisce il beneficio, non c'è nessun altro titolo, e allora è chiaro che se diventa nullo il contratto collettivo a monte, l'attribuzione a valle è priva di causa e senz'altro si potrà dar luogo al recupero. Ma vi ripeto, questa non è una situazione corrente, anzi io credo che non si verifichi mai una situazione di questo tipo. Quello che succede invece di norma è che il contratto collettivo decentrato di amministrazione non sia il titolo attributivo del beneficio, ma si limita a predisporre le condizioni alle quali un certo beneficio economico a livello individuale può essere erogato. Cioè fa esattamente quello che dice l'articolo 2,3 del testo unico, dove si dice: saprete che i trattamenti economici sono erogati tramite contratti collettivi o alle condizioni da queste previste tramite contratti individuali. Ora, quando, questa diciamo, è l'ipotesi quantitativamente preponderante e riguarda appunto le condizioni alle quali si può erogare il salario accessorio, cioè quando il lavoratore, per intenderci, reclama l'attribuzione di una fascia, che cosa fa? La chiede, partecipa a una procedura, allega dei titoli, questi titoli sono valutati, spesso sono valutati comparativamente, e poi c'è un'attività di concretizzazione dell'amministrazione che ti dice: sì, sei tu il beneficiario, o il lavoratore che vuole avere una quota di retribuzione di risultato, che cosa fa? Darà dimostrazione che ha raggiunto gli obiettivi, saranno misurati il grado di raggiungimento di questi obiettivi. A un certo punto l'amministrazione dirà: sì, li hai raggiunti, eccoti la somma, li hai raggiunti in toto, li hai raggiunti in parte. In questo incontro di domanda, di richiesta, di istanza e di concessione, c'è un incontro fra consensi che crea un accordo integrativo del contratto individuale e che si frappone fra il contratto collettivo a monte e il lavoratore a valle che riceve le somme. Ebbene, se si vuole parlare di indebito, cioè meglio, se l'amministrazione si vuole sottrarre all'obbligo di continuare a remunerare per il futuro e recuperare per il passato quello che eventualmente ha già erogato, si tratta di stabilire che fine fa questo accordo individuale. Ora, la vulgata corrente, dico vulgata corrente, mi dispiace, la giurisprudenza della Cassazione, mica niente, procede abbastanza per le vie brevi e dalla premessa che il contratto collettivo a monte sarebbe invalido, fa discendere la conseguenza che anche questi titoli individuali a valle, che non sono mai precisamente individuati, sarebbero caducati automaticamente. Non si dice nemmeno che sarebbero nulli, si parla di caducazione. La caducazione automatica è una categoria che non esiste. Non c'è una disciplina dei soggetti della caducazione, degli effetti della caducazione, dei limiti dell'azione, della prescrizione dell'azione, non c'è niente, non c'è. E vi ripeto, senza dare nessuna giustificazione, ritiene che ci sia questo automatismo, ma è una soluzione che non ha nessuna giustificazione razionale, nessun fondamento giuridico, perché se si guarda la vicenda che si diparte dalla nullità del contratto collettivo a monte con occhio, diciamo, scevro da pregiudizi, non si da concludere che la disciplina più acconcia a descrivere questa vicenda è quella dell'annullabilità, non quella della nullità. Ora, se il titolo intermedio è annullabile, vuol dire che è valido fino a quando qualcuno non lo annulla. L'accordo individuale è annullabile, è un accordo valido fino a quando il giudice non lo annulla, tant'è che la sentenza, sapete, ha effetto costitutivo, cioè annulla il vincolo. E allora, per ottenere la ripetizione dell'indebito, bisogna che qualcuno si faccia carico di proporla l'azione di annullamento, perché per rifiutarsi di adempiere per il futuro basta eccepire l'annullamento, e va bene. Ma se vuoi recuperare quello per il passato, devi promuovere un'azione di annullamento, e l'azione di annullamento la devi promuovere e ti deve dare risultato positivo, tanto per iniziare. In secondo luogo, l'azione di annullamento ha un termine di prescrizione di 5 anni, laddove l'indebito invece prescrive in 10, per cui se l'amministrazione si muove in ritardo, l'indebito per il passato non lo recupera. Quindi non è affatto vero che l'obbligazione restitutoria sia un'obbligazione certa
nell'anno. Devo dirvi che nella vicenda che ha dato origine alla sentenza della Corte Costituzionale la numero 8 del 2023, in quella vicenda lì, nell'ordinanza di rimessione, l'amministrazione si era mossa per recuperare quando erano passati 5 anni, più di 5 anni dall'erogazione, per cui non avrei potuto recuperare niente. Niente, neanche il giudizio di costituzionalità ci sarebbe stato se l'ordinanza della Cassazione, vi ripeto, non avesse presupposto che la caducazione a monte del contratto collettivo portava necessariamente con sé la caducazione a valle in mezzo del titolo attributivo individuale. E vabbè, comunque usciamo da questo aspetto e veniamo al profilo del quantum. Ora, per quel che riguarda il quantum della ripetizione, una cosa è certa: l'amministrazione non recupera quello che ha erogato. E non recupera quello che è erogato per molti motivi, il principale dei quali è che il recupero a carico dei dipendenti si fa al netto e non al lordo. L'amministrazione paga un lordo, che è mediamente il 40%, il 50% in più di quello che riceve il dipendente, ma recupera il netto. Che non vuol dire che non lo recupererà mai, e che poi dovrà proporre delle altre azioni di recupero davanti agli enti di previdenza, che hanno delle regole loro, con temi di prescrizione loro, una disciplina speciale, e davanti all'amministrazione fiscale. Punto primo. Punto secondo, ora la disciplina dell'indebito ha attraversato 3 fasi, ve le dico molto velocemente. La prima fase ha coinciso con il lunghissimo periodo durante il quale il pubblico impiego è stato in regime di diritto pubblico e la giurisdizione del giudice amministrativo. Va bene? Qui l'atto di recupero dell'indebito era un provvedimento amministrativo discrezionale. E le esigenze dell'amministrazione al recupero e le esigenze del lavoratore a trattenere le somme percepite erano disciplinate all'interno dello statuto del vizio di eccesso di potere, cioè l'amministrazione bilanciava questi due interessi. Se il bilanciamento era negativo per l'amministrazione non recuperava in tutto o in parte l'indebito. Dopo il 1993, con la privatizzazione, non aveva più senso per l'impiego privatizzato evidentemente parlare di provvedimento amministrativo. L'atto di recupero era un atto privatistico, che al limite si poteva definire un atto libero, ma non lo si definisce un atto libero, lo si definisce un atto vincolato. Per l'effetto, come effetto trascinamento, anche nelle aree del pubblico impiego non privatizzate, in cui c'è ancora il provvedimento amministrativo, l'atto perde la qualità di provvedimento e diventa anche lì un atto vincolato, per cui si è obbligati a recuperare. Cioè non è più incerto l'anno, si deve recuperare lo stesso. L'ultima fase è quella che stiamo vivendo attualmente, dopo l'intervento della Corte Costituzionale del 2023, in cui le esigenze dell'amministrazione arretrano e avanzano invece la protezione degli interessi del lavoratore. A dire la verità, avanzano più di facciata, perché poi di fatto dopo la sentenza della Corte Costituzionale non è cambiato niente. La vicenda la conoscerete. Alcune pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo hanno stabilito che il recupero delle somme indebite erogate da pubbliche amministrazioni potesse avvenire solo a certe condizioni, e precisamente alla condizione che non fosse deluso l'affidamento che il lavoratore o il percipiente avesse nutrito sulla stabilità del pagamento ricevuto, e che il recupero non fosse pregiudizievole per le condizioni personali e sociali del percipiente medesimo. La Cassazione, dubitando che il nostro articolo 2033, che invece non dava ingresso a queste valutazioni per niente per il sorgere dell'obbligazione restitutoria, dubitandone appunto, solleva eccezioni di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale respinge e dice: guardate, l'ordinamento interno ha risorse sufficienti a considerarlo allineato all'ordinamento sovranazionale, cioè alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quali sono queste risorse interne? L'inesigibilità della prestazione, riesumata da lontano, ha una tradizione dottrinale nobilissima, ma nessuno l'ha mai vista in pratica, diciamo, questa inesigibilità della prestazione, la responsabilità precontrattuale e l'articolo 2126. Ora, qui il tempo consente di intrattenermi, mi sono intrattenuto in un saggio che è uscito sulla rivista qualche mese fa, perché ci sarebbe da dire tanto. Vi dico la sintesi, e cioè che queste risorse messe in campo dalla Corte Costituzionale non funzionano, proprio strutturalmente non sono in grado di funzionare, e quindi dopo l'intervento della Corte Costituzionale non cambierà niente, esattamente niente. L'indebito si continuerà a recuperare alle stesse condizioni di prima, e cioè si recupererà sempre, ma con modalità che siano, diciamo così, rispettose degli interessi economici del lavoratore, e quindi concedendo ampie gratiazioni. Ma di quello che ha detto la Corte Costituzionale, cioè che si può giungere in determinate ipotesi
a una decurtazione parziale del debito restitutorio. Questo assolutamente non credo che sarà possibile, anche perché non esistono criteri per determinare com'è che un lavoratore al quale chiedi 10.000 euro tu gliene possa chiedere 8, 7, 5, 6 in base alle condizioni personali sue. L'inesigibilità non riesce ad assolvere a questa funzione, non fosse altro perché è un istituto che opera in situazioni estreme in cui l'adempimento dell'obbligazione entra in conflitto con bisogni fondamentalissimi del lavoratore, che non sono senz'altro quelli che sono lesi o attentati dalla richiesta di recupero dell'indebito. Ora veniamo alla responsabilità erariale, della quale ci ha già detto abbastanza Vincenzo, il che mi esime da dire molte cose, ma il procuratore presso la Corte dei Conti è il secondo soggetto che normalmente interviene. La Corte dei Conti ha una serie di antenne che gli consente di sapere se c'è stato la stipulazione di un contratto collettivo invalido ed esecuzione di un contratto collettivo invalido. Ora, davanti alla Corte dei Conti rispondono una pluralità di soggetti, no? Ce l'ha detto Vincenzo, i membri della delegazione trattante, i rappresentanti di vertice dell'amministrazione, se sono loro che firmano il contratto, gli appartenenti agli organi di controllo interno, collegio sindacale, collegio del revisore dei conti, se per caso non hanno vigilato adeguatamente affinché fossero rispettati i limiti assegnati alla contrattazione decentrata. Anche qui bisogna dire che la responsabilità erariale non è mai completamente soddisfattiva del perdita subita o del danno subito dall'amministrazione, per un po' di motivi. Un po' ce li ha detti Vincenzo, è una responsabilità per colpa grave, E affinché vi sia colpa grave nella stipulazione, nell'attuazione del contratto collettivo, guardate che bisogna farla grossa, veramente grossa, perché altrimenti si tratta di valutazioni così delicate che involgono conoscenze di tipo tecnico, scientifico, che vanno ben al di là dell'ordinaria, come dire, competenza del dirigente medio della pubblica amministrazione, del rappresentante di vertice della pubblica amministrazione. Quindi deve essere veramente una violazione macroscopica quella che deve essere commessa per andare incontro a responsabilità erariale, cioè perché sia riconosciuta la colpa grave. Punto primo. Punto secondo, la responsabilità erariale è una responsabilità personale, cioè se ci sono più concorrenti, ciascuno risponde in relazione al proprio apporto causale. Ora, tra coloro i quali danno il loro apporto causale alla causazione del danno, vi è anche un soggetto che ci ha spiegato molto bene Vincenzo, che non può essere chiamato a responsabilità erariale, che è il sindacato. Il sindacato dà il suo apporto causale al danno erariale, ma non può essere chiamato a responsabilità. E vi devo dire che chi ha un minimo di esperienza di queste vicende sa che il sindacato è il maggiore responsabile, perché nella contrattazione decentrata il sindacato, gli appartenenti alla delegazione trattante, se li mangia letteralmente. Se li mangia, cioè il soggetto più competente, quello che sarebbe più in grado di accorgersi che si stanno violando le regole, che non di rado le regole le viola scientemente. Adesso prima Sandro giustamente diceva, guardate che per la più parte, Sandro Mainardi, esatto, che per la più parte determinazione delle risorse fatte in via unilaterale. Questo è vero, Sandro, ma sai bene che spessissimo con i contratti collettivi si decide la ripartizione delle risorse fra i fondi e si decide di spostare le risorse da un fondo all'altro. E quando la contrattazione dice si possono spostare non più del 15% una volta soltanto, o a volte non dice una volta soltanto, e quelli spostano del 15% per 3 volte, per intenderci, e lì la colpa non è dell'amministrazione che l'ha fatta, la colpa è del sindacato, anche del sindacato. E quindi, come vedete, coloro i quali sono chiamati a rispondere non rispondono per la parte di responsabilità che è in capo al sindacato. Punto terzo, la responsabilità erariale non si trasmette agli eredi. Per cui se per caso qualcuno dei responsabili o degli autori delle condotte inadempienti muore, e quelli lo si è perso. A dire la verità, gli eredi rispondono se c'è stato ingiustificato arricchimento dell'autore del danno, ma qua l'autore del danno non si arricchisce affatto, perché non è che sta mettendo in tasca soldi suoi, se li mette in tasca lui i soldi, li sta distribuendo al personale. E poi c'è il potere riduttivo della Corte. La Corte ha un potere riduttivo che può essere rapportato anche al vantaggio che l'amministrazione ha avuto dal atto dannoso. Per cui alla fine quello che succede, chi ha un minimo di esperienza di queste vicende, è che la montagna partorisce il topolino, cioè il procuratore della Corte dei Conti, nell'invito a dedurre che il primo atto che apre il procedimento chiama in causa tutti
mettendogli in conto tutte le risorse, che sono spesso milioni di euro che sono state erogate a valere del contratto collettivo, alla fine la condanna è 30.000 euro, 20.000 euro, 40.000 euro, cifre di questo tipo qui, che capite bene sono per nulla satisfattive del danno subito dall'amministrazione. E poi c'è il terzo rimedio, che invece è un rimedio di settore, cioè il recupero a valere sulla sessione negoziale successiva delle spese sostenute in eccesso in quella precedente. Ora, questo è un rimedio parziale e per certi versi iniquo. Dunque è parziale perché non copre tutte le ipotesi di possibile invalidità e di danno del contratto collettivo decentrato, perché riguarda solo l'anomalia legata al superamento dei limiti finanziari, fra l'altro accertato con determinate modalità dalla Corte dei Conti o dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi non è un rimedio che può essere generalmente sperimentato. È un po' iniquo perché, accidenti, fa pagare a chi non ha nessuna responsabilità le colpe commesse da altri. Voglio dire, quelli che sono stati assunti nella sessione negoziale successiva in cui si fa il recupero, e quelli non è che hanno percepito qualcosa in più nella sessione negoziale precedente, perché sono stati assunti adesso quelli. E viceversa, quelli che hanno percepito in eccesso nella sessione negoziale precedente, che fossero andati in pensione o fossero andati in mobilità presso un altro ente, quelli scappano via con il malloppo e non restituiscono nulla, non restituiscono. Quindi è un rimedio che ha i suoi limiti. E adesso cerchiamo di capire in che rapporto stanno, perché un criterio per governarli non c'è. Ci sono orientamenti parziali perché, ad esempio, fra la responsabilità erariale e la ripetizione dell'indebito, la Corte dei Conti dice questo, un'affermazione abbastanza singolare. Nel processo di cognizione le due obbligazioni sono completamente indipendenti, cioè l'amministrazione potrebbe già avere recuperato, non so, il 50% delle somme a titolo di indebito, e il processo per responsabilità erariale si svolge con imputazione tutto quello che è stato erogato. Alla fine si accerta la responsabilità erariale in capo ai dirigenti, gli appartenenti al collegio sindacale, insomma tutti quelli che sono chiamati a responsabilità, si accerta la responsabilità integrale, a prescindere da quello che si è recuperato. Una volta poi che il processo è finito, quello che è stato recuperato a carico dei dipendenti va a scomputo della responsabilità dei dirigenti ritenuti responsabili in sede contabile. Per cui bisogna semplificare perché si capisca, perché altrimenti uno pensa che i due rimedi siano complementari, invece non sono complementari. L'amministrazione eroga 1 milione, dai dipendenti recupera 300.000, in sede erariale sono condannati a 200.000 euro di danno, la sentenza erariale non viene eseguita perché i 300.000 recuperati dai dipendenti sono superiori al danno erariale riconosciuto, cui sono stati condannati i responsabili. Per avere un recupero di danno erariale, la condanna al danno erariale deve essere superiore al recupero del indebito, e in tal caso si fa evidentemente la differenza. Ora, questa è una situazione abbastanza iniqua, perché evidentemente qua si mette contro il dirigente condannato in sede erariale al povero dipendente che ha ricevuto le somme indebitamente. Perché? Perché il dirigente che è stato condannato in sede erariale avrà interesse che l'amministrazione recuperi, perché sa che più l'amministrazione recupera, più in sede di esecuzione della sentenza lui si vede ridotto il debito. E al limite, se ha già pagato all'amministrazione, gli dovrebbero anche restituire i soldi. E al limite il dirigente potrebbe addirittura agire in surrogazione dell'amministrazione contro il dipendente per avere la restituzione, perché la restituzione gli diminuisce il debito. Insomma, si innesta una guerra fra poveri che non capisco bene quale ragione abbia. Invece, per quel che riguarda il rapporto col terzo rimedio, io qua sarei dell'idea che questo debba essere il rimedio prioritario. E ha ragione Sandro quando dice che la vicenda è una vicenda contrattuale e deve essere gestita con gli stessi strumenti che l'hanno creata, mettiamola così. Chi ha dato origine alla vicenda deve gestire la vicenda per recuperare. E ora questa idea si fonda su un dato normativo specifico, perché la legge, l'articolo 40,3 quinquies, non dice che l'amministrazione ha la facoltà, dice che ha l'obbligo di farlo. E se leggete l'articolo 40 bis, comma 1, a un certo punto si dice che quando
gli organi di controllo interno si rendono conto che è stato stipulato un contratto collettivo nullo, dice attivano le misure dell'articolo 40,5 bis, sesto periodo. Il sesto periodo è esattamente questo. Quindi questa dovrebbe essere la misura prioritaria. Dopodiché, una volta risolto, fino a quando si riesce a risolverlo in questo modo, il residuo se la dovrebbero vedere fra responsabilità restitutoria e responsabilità erariale. E io credo però qua che non si possa ridurre la responsabilità erariale in base alle somme che si recuperano, per un motivo molto semplice. La responsabilità erariale ha una valenza sanzionatoria, cioè non ha una funzione ripristinatoria o riequilibratrice come ce l'ha la responsabilità civile, che fra l'altro potrebbe essere sempre attivata, perché non è una giurisdizione esclusiva quella della Corte dei Conti in materia di danno erariale. L'amministrazione per il danno che non recupera in sede erariale potrebbe benissimo agire davanti al giudice civile facendo valere le poste di danno che non si è potuto recuperare in sede erariale per la via delle riduzioni che abbiamo detto comporta questo tipo di responsabilità. Vi dicevo, quella è una responsabilità sanzionatoria, per cui se si deve sanzionare il dirigente, che l'amministrazione sia rientrata in possesso o meno di parte delle risorse a carico dei dipendenti, bene, ma nessuna influenza, perché paradossalmente se l'amministrazione fosse in grado di recuperare tutto dai dipendenti e poi tutto dagli enti di previdenza e dall'amministrazione fiscale, e coloro i quali avrebbero commesso l'illecito erariale non risponderebbero di niente. Beh, allora ditemi dov'è la funzione sanzionatoria della responsabilità erariale. Per cui io credo che si dovrebbe dare priorità alla responsabilità erariale. Una volta emessa la sentenza di condanna in sede erariale e passata naturalmente in giudicato la sentenza, dovrebbero le somme, la condanna erariale fa a beneficio dell'amministrazione, non è che va in un fondo estraneo, e una volta introitate le risorse derivanti dal risarcimento del danno erariale, poi quelle dovrebbero essere portate a scomputo dei singoli dipendenti che sono chiamati a restituire in misura differenziale. E così, con qualche minuto di anticipo, direi che potremmo mettere la parola fine alla clip intera, mi pare, giusto? Perché non c'è nessun altro che parla dopo di me. Beh, che dire, grazie a tutti per gli interventi veramente, veramente belli, completi ed esaustivi. Io così, non posso che ammirare la completezza. Semplicemente ho un po' il compito così di cercare di tirare le fila del discorso di quanto detto. Beh, sicuramente partiamo dal grandangolo di Mainardi, professor Mainardi. Sicuramente ha posto in luce quello che diciamo, è il tema e la ratio della responsabilità erariale legata al trattamento economico, cioè il tema finalità, retribuzione, A, B e contenimento spesa pubblica, sono i due elementi. E quindi in buona sostanza una responsabilità che si verifica tutte le volte in cui, lo dico in maniera semplice, perdonatemi, i soldi sono spesi male o sono spesi più soldi di quelli, come dire, che potevano essere spesi. E su questo mi ricollego immediatamente a quello che ha detto il professore Mastino da ultimo, quando giustamente criticava, dice sì, recuperiamo sui fondi successivi e quindi una sostanza che è uscita intascati nuovi che non c'entravano ci rimettono. E io sono, come dire, d'accordo, come dire, come diceva quello, sono completamente d'accordo a metà col mister, no? Cioè nel senso che c'è un problema politico non banale, cioè come il già evocato Valerio Talamo prima, cioè, ha detto ma questa norma in realtà è una norma che impedisce di andare in tasca ai dipendenti, perché questo aspetto effettivamente è un aspetto, come dire, complicato sul piano gestionale, sul piano politico. Dopodiché attenzione, il non andare in tasca non va in tasca nel momento in cui tu spendi più soldi di quelli che hai, perché se tu questi soldi spendi indebitamente fuori le regole in tasca ci vai. E quindi c'è questo, diciamo, questo elemento di differenziazione che dal mio punto di vista non è un punto banale. Dopodiché sicuramente il meccanismo era un meccanismo perfettibile, ma allora se sotto questo profilo, se noi volessimo allargare il discorso sul tema della politica del diritto, perché non allargare ancora potenzialmente quelle che sono le maglie di incremento dei fondi in presenza di amministrazioni virtuose. Questo vuol dire è un tema
il disegno 930 apre differenziazioni territoriali, non apre a queste differenziazioni per quanto riguarda i fondi. Quindi sì, questo tema è un tema vero, ma c'è un tema anche di, diciamo, di sostenibilità del sistema, nel senso di relazioni intersoggettive. E sempre, come dire, ormai diventa protagonista non presente. Prima Sandro diceva perché Talamo, in buona sostanza dice il dottor Talamo, così è Talamo, dice ma in realtà la questione della differenziazione, della valutazione la risolviamo valutando tutti al massimo. Beh sì, allora in questo caso comunque c'è un danno erariale, come dire, a monte rispetto, quindi un danno erariale a monte rispetto alla distribuzione a valle. Dopodiché, per raccontarci la marachella fino in fondo, qual è? È che tu differenzi le valutazioni e poi attribuisci tutti il suo valore economico. Quindi questa è la vera marachella, che però secondo me la Madia ha corretto rispetto al Brunetta 1, perché in buona sostanza dice che per i differenziali stipendiali la performance è quella che vale, cioè non puoi fare una valutazione autonoma. Un giochino che veniva molte volte fatto per anestetizzare il tema valutativo per quanto riguardava le progressioni economiche. Quindi diciamo che certi meccanismi vengono utilizzati anche perché, come ricorda il professore Mastino, cioè, molte volte la parte pubblica è debole rispetto al sindacato. È debole e ha paura. E ha paura di sbagliare e quindi sbaglia. E su questo arriva lo scudo erariale, quello che ha indicato Vincenzo, il professor Cangemi. Lo scudo erariale. Allora io mi autodenuncio, sono un fan dello scudo erariale. Ma sono un fan dello scudo erariale per questo motivo, perché credo che se noi vogliamo superare in qualche misura il tema dell'amministrazione difensiva, beh, in qualche misura qualche cosa dobbiamo fare. Perché qualsiasi persona che gestisca la cosa pubblica, trattamento economico e non solo, ha paura di sbagliare. Perché su questo, e io su questo ho una visione e una percezione un po' diversa da quella che è emersa da ultimo, cioè la colpa grave in realtà viene valutata in concreto in maniera molto meno rigorosa. Cioè, voglio dire, perché la colpa grave è questa gravissima negligenza, ma in concreto, se io sono un dirigente, ho seguito clip, ho fatto i master, eccetera, eccetera, tendenzialmente io sono così imparato o istruito che se sbaglio è perché sono gravemente negligente. Questo è il problema dal mio punto di vista concreto, cioè quello che c'è scritto sui libri e quello che c'è nella giurisprudenza contabile, che sono diciamo, due mondi dal mio punto di vista leggermente diversi. E quindi questo aspetto della colpa grave è qualcosa che frena molto. Dopodiché, qual è il problema? Che la questione della colpa grave frena molto, e allora scudo erariale, e in questo modo incentiviamo i comportamenti commissivi rispetto a quelli omissivi. Poi cosa succede? Succede che la Corte dei Conti Piemonte dice in realtà c'è un comportamento commissivo ma ne segue un omissivo, e quindi fa un 50% per arrivare a indicare la responsabilità, e questo è il primo aspetto, la prima azione. Poi c'è l'altro tema, il dolo. Il dolo, ma c'è anche il dolo eventuale. È vero, è penalistico, ma quanto ci mettiamo a esportare la concezione o la dogmatica del dolo eventuale sul piano contabile? Il prefigurarsi quello che può essere un'eventuale situazione. E quindi sotto questo profilo, io da fan dello scudo erariale, perché dice, sei incentivato a, come dire, ad agire, beh, sicuramente gli amici della funzione pubblica mi hanno detto attenzione, perché sotto questo profilo tu puoi proprio aprire la sponda per creare situazioni patologiche in materia di relazioni sindacali. Perché è vero, perché se io stipulo un contratto integrativo fuori dalle regole, questo comportamento è commissivo, non è omissivo, non ci sono dubbi che sia omissivo, è commissivo, e quindi bisognerebbe dimostrare il dolo. E sotto questo c'è tutto il problema che, come dire, ha indicato prima il professore Mastino, che io il contratto non lo faccio da solo, col sindacato, ma il sindacato è responsabile. Le Nazioni Unite l'hanno detto in maniera chiara. Poi incidi sul potere riduttivo, che in realtà non è riduttivo, ma è una diminuzione del danno in quanto comportamento che causalmente assume rilievo. Ma diciamo che
io dico sempre questo: se io come parte pubblica so che potenzialmente c'è anche un'area erariale, sto più attento a sottoscrivere un contratto nullo rispetto a una mera nullità civilistica, che comunque c'è, perché civilisticamente c'è nullità. Il problema è che c'è un'unità civilistica, ma non c'è una responsabilità contabile. E allora, nel dubbio, io potrei essere in qualche modo incentivato, incentivato è brutto, ma insomma, non così disincentivato, giriamola, a non seguire quelle che sono le richieste del sindacato, che fa il proprio mestiere, cerca di contrattare tutto quello che è potenzialmente contrattabile, non fa qualche cosa che non rientra nelle sue corde, è la parte pubblica che deve tenere dall'altra parte, e questo può essere un elemento, dal mio punto di vista, di disincentivo. Soluzione? La soluzione è molto, molto, molto banale, molto semplice, ma teniamo la regola sullo scudo erariale, poniamo l'eccezione sul tema gestione del personale, segretamente partecipazione e contrattazione collettiva. Ma l'obiezione che mi è stata fatta, ed è condivisibile, è che se tu inserisci un'eccezione, poi innesti un'altra eccezione, un'altra eccezione, un'altra eccezione. Quindi diciamo qua il tema e il problema oggettivamente c'è. E questo perché probabilmente bisognerebbe ripensare al concetto di colpa grave. Quando noi ci troviamo di fronte a clausole generali, colpa grave, giusta causa, cioè il problema non è la clausola, è l'interpretazione che viene data. E in un senso o in un altro. E sotto questo profilo probabilmente una maggiore attenzione probabilmente poteva e dovrebbe, dal mio punto di vista, essere data. Chiudo con questa cosa che, voglio dire, mi è piaciuta veramente tanto, quando il professor Mainardi alla fine ha detto, ma quando ha parlato dell'azione unilaterale, perché noi in realtà l'azione unilaterale, almeno io, l'ho sempre pensato, quando noi non raggiungiamo l'accordo, c'è il pregiudizio vero, difficile da dimostrare, si va in unilaterale. Anche a me in tempi passati capitò di andare. Si era arrivati a fine anno, non si chiudeva l'integrativo, era il periodo in cui il contratto dovevi chiudere entro la fine dell'anno, e si decise di andare in quel modo. Ma in realtà questo tema dell'azione unilaterale come effetto della riapertura delle trattative per regolamentare un profilo di cui mi sono accorto essere stato regolamentato male, questo è veramente bello, perché è ovvio che io non possa andare, è ovvio, insomma, mi pare scontato che io non possa andare in unilaterale oggi, quando mi accorgo che il contratto è illegittimo, perché sotto questo profilo qualche problema di antisindacalità, insomma, la vedo male anche giudizialmente. Ma se io mi accorgo che una clausola contrattuale è nulla, io a questo punto cosa faccio come parte pubblica? Convoco i sindacati, dico, cari sindacati, questa clausola è una clausola contrattuale che presenta elementi di dubbia legittimità, insomma, con tutte le cautele, perché in questo momento io mi autodenuncio anche di un comportamento illegittimo che ho tenuto. Cerco di negoziare, se non negozio, a questo punto io dico, attenzione, da domani la regolamentazione è diversa, è quella che io decido in unilaterale. Perché? Perché c'è pregiudizio. Il pregiudizio è l'applicazione di una clausola illegittima, che crea anche un danno erariale. E questo, secondo me, voglio dire, io non ci ho mai pensato, ma questa è veramente un qualche cosa che sul piano delle relazioni sindacali e anche sul piano della società contabile, certo, ma può spostare molto molto il piano. C'è l'amministrazione che riprende il pallino della situazione, non per punire qualcuno, ma per evitare di essere responsabile. E quindi devo dire che l'atto unilaterale come atto che corregge anomalie sicuramente è importante. Dopodiché, giustamente Sandro, sulle Mainardi mi diceva, io vado in unilaterale e li devo riconvocare, è evidente che se io li riconvoco il giorno dopo l'idea, cioè loro hanno un'idea diversa, ma io non posso non convocarli, perché se non li convoco il mio comportamento è antisindacale. Però questo non vuol dire che io sostanzialmente abbia posto soluzione ad una situazione. Ultima cosa lessicale,
la funzionalizzazione del contratto integrativo insomma, non mi piace, è la finalizzazione, cioè, per dire, anche perché insomma, mi ricordo un convegno dell'Aquila di qualche anno fa, quando eravamo tutti più giovani e più belli, tranne Casale che è sempre bellissimo, in cui voglio dire, la ZIL è esclusa ovviamente da questo perché c'era questo tema della funzionalizzazione del contratto. Beh, insomma, teniamolo fuori. Sono andato molto, come dire, molto veloce, ho bruciato 15 minuti così come che non ci fossero domani, però insomma, proprio perché gli stimoli erano tanti, insomma, ci tenevo a dire il mio punto di vista, che ovviamente è opinabile, ma era, è una qualcosa che pongo, che ho posto alla discussione. Io veramente ringrazio tutti in ordine di apparizione, il professor Casale, il professor Mainardi, il professor Cangemi, il professor Mastino, veramente, veramente grazie. Ovviamente attendiamo i loro scritti, come ha ricordato Sandro già ieri, perché la collega Zilli, come dire, finisce e vi manda la mail, e niente, come ormai è un classico, lascio a lei la fase terminale delle famose conclusioni, per poi chi dirà anche il prossimo appuntamento, non spoilerò niente. Grazie davvero a tutti. Appena arrivata dall'asilo, evidentemente per limiti di età non ho partecipato ai vetusti convegni e mi tengo 2 parole, oltre alle conclusioni sulle conclusioni che sulle conclusioni. Da giovanissima, a questo punto devo dire, c'è una questione di equità che mi sembra passi sotto traccia, perché l'obbligo di recupero va a incidere sulle risorse successive. Quindi i nuovi troveranno di meno perché gli altri hanno avuto di più. Secondo passaggio che non ci dimentichiamo mai, o che non lo sottolineiamo mai abbastanza, c'è la questione delle regioni enti locali, che addirittura vanno a pescare al di fuori della sessione negoziale e vanno a tagliare autorizzate in altri settori del loro bilancio. Quindi secondo me davvero dobbiamo fare una riflessione su questa responsabilità e su queste azioni di recupero. Sì, a tutto tondo, sì, bisogna partire dal recupero nelle sessioni negoziali successive, però davvero mi sembra che anche in questo passaggio l'attraction delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei prossimi lavoratori viene un po' a perdere. E poi l'idea che Clip sia usato come prova per la formazione del dirigente è gratificante, spero che non allontani la maggior parte dei nostri fruitori. E allora davvero ci vediamo il 10 aprile a Macerata, un seminario su trattamento di fine rapporto, trattamento di fine servizio e welfare integrativo. Direi avremo il vecchio e il nuovo, o forse anche meglio il passato e quello che ci aspetta. Grazie, buonasera a tutte e a tutti e a presto.